al Palasport di Cavazzale per la doppia finale di Coppa Veneto maschile e femminile. Di fronte tra poco Bassano Volley e Faizanè per i maschi, a seguire Imark Rossano e Volley Eagles Mestrino per Padova. A tra poco per le impressioni dei protagonisti. Mia forte, se può fare, anche da un giocare, dai forza!
Roman, un trionfo per Sané, ma una partita tutt'altro che semplice. Sì, è stata tosta stasera perché loro ci hanno messo tutto e poi essendo che abbiamo già giocato contro 2 volte in campionato ci conoscevano molto bene. Bravi loro, però dai, noi ci credevamo tantissimo, ci siamo impegnati tanto, abbiamo avuto un infortunio settimana scorsa molto grave del secondo palleggiatore che ci ha tirato giù tanto il morale, però noi abbiamo spinto al massimo e siamo stati bravi, dai. Mirko Frighetto, un successo di Sané, ma 3-7 di grande battaglia. Diciamo che in campionato le abbiamo sempre prese, almeno oggi ce la siamo giocata. Ci abbiamo provato, però sono molto più forti. Noi comunque siamo giovani, possiamo provarci l'anno prossimo. Alberto Polo, centrale della Chioin Padova, qui per vedere Bassano, ma per vedere anche una grande finale. Sì, è stata una bella partita combattuta, molto intensa, è stata veramente bello guardarla e niente, ha vinto Sané che sulla carta erano i favoriti, sono più esperti e secondo me in alcuni momenti si è vista l'esperienza. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That will be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. Allenatore Massimo Bianchi, secondo allenatore Luigi Passarini. Allenatore Riccardo
Riccardo Riato, allenatore del Volley Eagles, cosa è mancato in questo terzo set avanti 21-17 e poi? A volte assistere anche di qualche palla sbagliata e quella fa la differenza purtroppo. Eravamo riusciti anche a riprendere la partita, ma purtroppo un pallone sbagliato non ci ha permesso poi di raggiungere almeno riuscire a prendere almeno un set. Lara Farina ha un successo meritato, grande rimonta nel finale. Beh sì, abbiamo lavorato bene tutta la settimana, in questo periodo abbiamo avuto gli infortuni, io ho ripreso questa settimana, altre atlete infortuni, però ci siamo dati un obiettivo, abbiamo fatto squadra e oggi si è visto e ce la siamo meritati questa finale. Una dedica particolare? Beh, a tutta la mia famiglia e alla mia squadra soprattutto.